martedì 27 gennaio Taglio di Po ha vissuto uno degli appuntamenti più sentiti della propria storia religiosa e civile, la 140esima rievocazione della Madonna del Vaiolo. Un evento che va oltre la semplice devozione, diventando memoria collettiva, identità e tradizione condivisa per un'intera comunità. E buona preghiera per questo momento così caro a tutti voi e anche a chi è vicino a Taglio di Po, perché vedo persone anche che vengono da altre parti, e anche a tutti i presbiteri che sono venuti dal vicariato per vivere insieme questo momento. La ricorrenza affonda le sue radici in uno dei periodi più drammatici della storia locale. Tra la fine del 1886 e l'inizio del 1887, il paese fu colpito da una devastante epidemia di vaiolo nero, probabilmente giunta a bordo di un peschereccio di ritorno dalla Turchia. Su una popolazione di circa 2000 abitanti, il bilancio fu tragico: 358 morti, oltre 800 contagiati, molti dei quali segnati per sempre nel corpo e nella vita. Il lazzaretto era al collasso, le attività paralizzate, la paura diffusa in ogni casa. Nel momento più buio, il 26 gennaio 1887, il sindaco Ulisse Casalicchio ed il parroco Don Nordio decisero di compiere un atto di fede che avrebbe cambiato il corso degli eventi. Riuniti i capifamiglia ancora sani, venne invocata la protezione della Beata Vergine della Salute. Il giorno successivo, 27 gennaio 1887, l'intera popolazione superstite partecipò ad una solenne celebrazione e portò in processione la statua della Madonna per le vie del paese. Le cronache dell'epoca raccontano un fatto ritenuto miracoloso. Da quel giorno non si registrarono più nuovi casi di vaiolo e gli ammalati iniziarono a guarire. Da allora la statua fu chiamata affettuosamente dai fedeli Madonna del Vaiolo ed il voto di ringraziamento viene rinnovato ogni anno senza interruzioni. Uno dei momenti più toccanti è che il vescovo incontra gli ospiti della RSA Madonna del Vaiolo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora siete con noi in processione, anche se siete qua. Va bene? Vi portiamo con noi. Va bene? Grazie a voi. Ciao a tutte le grazie. Ancora oggi la processione conserva segni fortemente simbolici e la partecipazione di tutte le autorità religiose, civili e militari. Per Taglio di Po il 27 gennaio quindi rappresenta una festa importante, capace di unire credenti e non credenti nel ricordo di una pagina indelebile della propria storia, dove fede, dolore, speranza si intrecciano ancora oggi nel segno della memoria condivisa. È stato bello per me vedere lungo la via anche tante case che avevano esposto dei fiori o dei drappi, ecco, segno così di una fede che continua, ecco, decennio dopo decennio, ecco, arrivando fino a 140 anni, ecco, per cui veramente la benedizione del Signore ora la invoco su tutti
voi, sulle vostre famiglie, su tutte le cose che portate nel cuore, le fatiche, le pesantezze, le speranze, per voi, per le persone anziane, malate, per i nostri figli, i nostri bambini e per tutta questa comunità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre della luce, che nel suo Figlio nato dalla Vergine Maria ci ha aperto i tesori nascosti nei secoli, per la grazia dello Spirito Santo vi doni salute, serenità e sapienza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. E viva la Madonna del Vaiolo! Siamo qui in piazza con questa bella giornata, abbiamo vissuto questo bel atto di fede. Diamo la parola al nostro sindaco Laila che ci dona un saluto. Grazie infinito, perché da quassù siete tante teste, perciò questo vuol dire che la Madonna è sempre presente in tutti noi e oggi con la vostra presenza esprimiamo il nostro affetto verso di lei. 140 anni, solitamente gli anni addosso a noi li contiamo dalle rughe, lei invece è sempre bella, è sempre stupenda, perciò rivolgiamoci sempre a lei con tanto affetto. Buona giornata e buona preghiera.